Una sola villa di rilievo esisteva a Portici prima della reggia. Era la distesa costruzione che Emanuele Maurizio di Lorena, principe di Elbeuf, dignitario austriaco a Napoli, aveva fatto sorgere nel 1711 su progetto del San Felice. Un'altra villa importante era quella che un grande banchiere fiammingo, Gaspare Romer, si era costruita a Barra nel 600. Danneggiata da un'eruzione del Vesuvio, venne restaurata nel 700 dal principe di Bisignano e da lui prese il nome che conserva ancora oggi. Tra le molte altre ville che invece sorsero dopo la reggia di Portici, ecco la Aprile di Resina con il suo splendido parco, ricco di statue e di peschiere. A brevissima distanza, la Favorita, costruita dal principe di Iaci. In questa villa, dovuta all'architetto Ferdinando Fuga, venne dato un gran ballo in onore di Maria Carolina d'Austria allorché giunse a Napoli sposa di Ferdinando IV. Nella Favorita, alla fine dell'Ottocento, fu ospite per alcuni anni il viceré d'Egitto con il giovane principe Fuad, futuro re. A Torre del Greco, la bella villa del Cardinale, una villa fortunatamente ben conservata. Così non si può dire della Granito a Resina e di molte altre di queste ville. Il professor Roberto Pane della Facoltà di Architettura di Napoli, che ha dedicato un volume alle ville vesuviane del Settecento, ci indica l'epoca d'inizio della loro decadenza. Fino al 1920, si può dire fino al 1925, ancora molti aspetti si conservavano intatti. L'alienazione, per ripetere una parola molto abusata oggi, ma tuttavia purtroppo assai pertinente, si è manifestata in modo particolare subito dopo la Seconda Guerra. D'altra parte queste ville ebbero già al tempo di Ferdinando II, siamo nei primi decenni dell'Ottocento, una radicale trasformazione, quando cioè fu costruita la ferrovia da Napoli a Portici, la quale ferrovia è in buona parte il percorso attuale della ferrovia, la ferrovia Napoli-Reggio Calabria, per cui già allora queste ville sono state tagliate nella zona verde dal binario ferroviario. Già allora dunque è avvenuta una trasformazione, ma si può dire però che le ville vesuviane abbiano conservato ancora il loro carattere prima che il forte incremento edilizio non si manifestasse con quella intensità che costituisce il maggiore problema forse della moderna urbanistica, non soltanto a Napoli ma in ogni grande città, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Principalmente la rovina non è stata dovuta tanto alla incuria, all'abbandono, quanto dal fatto che si è costruito moltissimo, specialmente dopo la guerra, per iniziative sia pubbliche di edilizia popolare sia private, e si è costruito proprio a ridosso di queste case, talvolta a distanza di pochi metri, come per esempio nella villa Bisignano di Barra. Naturalmente in questo caso il problema si presenta assai più grave, perché non è soltanto una questione di restauro, ma ci troviamo di fronte alla impossibilità vera e propria di una restitutio ad pristinum, come si dice, cioè di un rivivere possibilmente quello che era l'immagine antica. È chiaro che molto si possa ancora fare, ma occorrerebbe però un vero e proprio piano regolatore, e cioè non basta pensare che l'iniziativa del tale o dell'altro comune possa essere sufficiente, tanto più che poi vi sono problemi molto più urgenti dovuti principalmente al grande incremento demografico e ai nuovi mezzi di comunicazione. Le grandi ville come quella già citata, Villa Bisignano o la Villa Vannucchi, che ancora conserva oggi una zona verde, è minacciata di distruzione perché in queste grandi estensioni degli antichi parchi e giardini si ritiene opportuno di costruire case popolari, e purtroppo case popolari di un'altezza tale da non compromettere soltanto la consistenza verde nei pressi dell'edificio di interesse storico-artistico, ma il paesaggio stesso della zona, in conto che si tratta in generale di case di 5-6 piani, quindi notevolmente più alte di quello che è la media dimensione delle ville settecentesche.